Buongiorno a tutti, mi chiamo Natalino Simeoni, sono il direttore della medicina dell'ospedale di Cittadella e sono specializzato in endocrinologia e cardiologia. Ho deciso di partecipare volentieri all'iniziativa sulla promozione della salute per la donna e il tema di cui ho deciso di occuparmi è in particolare centrato sulle malattie della tiroide. Perché questa scelta? Perché la patologia tiroidea in Italia e in Europa e nel mondo colpisce molto più frequentemente il sesso femminile rispetto al sesso maschile, evidenziandosi una incidenza per ogni tipo di patologia 9 volte più frequente nella donna rispetto al maschio. Le patologie della tiroide sono svariate e numerose, la più comune è il gozzo nodulare e si riscontra in Italia, nella nostra regione, nel nostro territorio, in particolare in un caso su 2. Poi esistono anche le malattie infiammatorie croniche, cioè le tiroiditi, che si suddividono in acute, rarissime, subacute, un po' più frequenti, di origine virale, colpiscono soprattutto alla fine dell'inverno e inizio primavera, ma in particolar maniera la tiroidite cronica di Hashimoto. Questa malattia è una malattia autoimmunitaria molto comune e molto frequente, circa dal 5 al 10% di donne italiane viene colpita da questa affezione a seconda delle varie casistiche pubblicate. È una malattia che presenta anche un carattere subdolo, poiché spesso è misconosciuta e spesso la donna se ne accorge o per magari disordini a livello del ciclo mestruale, oppure per infertilità di coppia, oppure per uno screening casuale fatto magari dal ginecologo all'inizio di una gravidanza. Rappresenta un particolare interesse poiché è la prima malattia autoimmune scoperta nel 1957 che ha dato origine poi alla ricerca su tutta l'autoimmunità. Nel 50% dei casi decorre praticamente senza sintomi ed è importante saperlo poiché in caso di gravidanza è fondamentale che la funzione tiroidea venga mantenuta normale e quindi si raccomanda per tutte le donne in età fertile o che comunque stiano per cercare una gravidanza uno screening mediante il solo controllo del TSH, che è un ormone che è molto sensibile alla funzione tiroidea. Se il TSH è nella norma, naturalmente si deve informare il proprio medico di famiglia e il ginecologo o la ginecologa, e qualora sia anche lievemente alterato, ricordiamoci che la gravidanza prevede un'attivazione della tiroide aumentando l'attività, bisogna immediatamente ricorrere a un'eventuale terapia sostitutiva. Questo è un argomento molto interessante poiché è molto comune, quindi la familiarità e l'incidenza della gravidanza lo rendono assolutamente attuale. Nella nostra ULSS esiste un servizio di endocrinologia che viene espletato attraverso l'attività di medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali interni e prevede sostanzialmente la diagnosi, la terapia e la gestione di ogni patologia della tiroide. Per quanto riguarda l'argomento più delicato, se vogliamo, e cioè il cancro della tiroide, vi ricordo che è una malattia piuttosto rara, ma non rarissima, generalmente assolutamente ben curabile e devo dire anche guaribile oggigiorno, soprattutto quando si arriva a fare una diagnosi precoce. Sotto questo aspetto, in caso di noduli che rappresentino delle caratteristiche radiologiche dubbie, è possibile eseguire un ago aspirato per un esame citologico su vetrino e questo esame potrà dare diversi esiti, ma sicuramente in caso di TIR2, è la sigla magica, significa che sicuramente si tratta di una situazione benigna, mentre le sigle TIR3, che si suddivide a sua volta in A e B, devono essere naturalmente valutate sia dallo specialista radiologo ma soprattutto dall'endocrinologo, in quanto in taluni casi è possibile procedere all'intervento chirurgico, in altri casi si preferisce magari fare un'attenta osservazione nel tempo, poiché la prevalenza di tumore nei TIR3A e TIR3B non è così elevata, ma comunque deve essere degna di rilievo e valutata nel tempo.
Anche l'ago aspirato, l'ecografia e il follow-up nel tempo è possibile eseguirlo presso la nostra azienda. Per accedere a questi servizi i medici di famiglia sono correttamente informati, così come gli specialisti che possono seguire in tempo precoce le donne affette da patologia nodulare, da gozzo, quindi da ipertiroidismo, da ipotiroidismo, da tiroidite cronica di Hashimoto e anche seguire il follow-up corretto nella diagnostica dei nodi tiroidei sospetti. Vi ricordo che la patologia tiroidea è molto comune anche in Italia e nel Veneto e nel nostro territorio per la mancanza di iodio che c'è nell'ambiente e nella crosta terrestre. Da molto tempo in Italia si è introdotto con l'alimentazione la possibilità di acquistare accanto al sale normale il sale da cucina iodato, sia grosso che fino, per condire le pietanze e gli alimenti, e l'introduzione di una corretta quantità di iodio, che va potenziata in caso di gravidanza, consentirà negli anni a venire la riduzione del numero di casi di gozzo nodulare fino alla loro scomparsa. Di fatto, nelle nazioni europee in cui la iodazione del sale è stata introdotta negli anni 60 del secolo scorso, a tutt'oggi non esiste più patologia nodulare tiroidea, è pressoché scomparso il gozzo. È evidente che per chi ha già il gozzo assumere sale iodato fa poca differenza, ma si raccomanda l'uso di sale iodato soprattutto ai giovani, ai bambini, alle donne durante la gravidanza, dove ricordo che va addirittura supplementato, per impedire poi alle nuove generazioni di sviluppare il gozzo. Il gozzo è una patologia comune, quasi sempre benigna. La relazione col cancro non è stata documentata, a meno che non ci sia all'interno un nodulo un sospetto che va sottoposto ad ago aspirato. Bene, questa era una carrellata molto rapida per creare interesse rispetto a questa patologia. In tempi non pandemici avevamo anche disposto gli anni scorsi un ambulatorio, un'ecografia gratuita. Purtroppo, data l'emergenza sanitaria legata al Covid, non è possibile questa attività, ma spero che le parole che ho pronunciato volentieri giungano a voi e che vi stimolino a valutare e a ricorrere al medico, allo specialista, qualora siate affette da questa patologia. Vi auguro ogni bene e una forza a tutti per uscire dal Covid. Buona giornata a tutti.